Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi in Elite Dangerous Horizon, ora diventato Beyond. Bentornati sul canale, sui miei video, e oggi andremo a trattare qualcosa di un po' più succoso e goloso nella nuova espansione di Elite. Quindi di cosa parleremo? Beh, come avete visto da titolo e grafica, fondamentalmente parleremo di Tech Brokers e Guardians. Infatti, dopo l'arrivo dei Thargoid nelle espansioni precedenti, finalmente hanno cominciato ad inserire un po' di materiali relativi a questi Ancient Gods, appunto così chiamati, questi cicciopanzi super potenti e super cazzuti dell'universo di Elite, che insomma ci danno la possibilità a noi di fare cosa? Fondamentalmente di ottenere dei moduli molto più potenti di prima, quindi armi più potenti, power plant più potenti, FSD più potenti e qualcosa di, insomma, che dà un po' di più pepe al gioco. E fino a qui tutto bene. Dove iniziano le note dolenti? Le note dolenti iniziano nel momento in cui andiamo a cercare come fare questa cosa qui. Allora, primissima cosa che mi sento di consigliarvi in relazione appunto ai moduli Guardian è assolutamente documentatevi online. Nella descrizione del video vi lascerò un po' di link utili affinché possiate documentarvi, e dopo eventualmente poi insomma c'è sempre Google che ci può dare una mano in questo. E perché documentarsi online? Perché il gioco ovviamente, come al solito, anche da questo punto di vista non hanno aggiornato un bel fico secco, non ci darà una mano in niente per la ricerca delle informazioni, sia delle location dei tech broker, sia per quanto riguarda le location dei Guardian. Nonostante che nella Galaxy Map hanno messo i filtri per la Civilization, quindi per vedere ovviamente i puntini blu e i puntini verdi relativi ai siti Guardian o Thargoid, ovviamente ora che troviamo i settori dove sono cercandoli a casaccio, scordatevelo, non ce la farete, quindi lasciate perdere, andate prima online a capire dove dovete andare a guardare, e ve lo dico già, nei settori di Col 173 e di Sinuefe troverete tutti i siti Guardian che vi servono per appunto trovare i dati materiali richiesti dai tech broker. Una volta fatto ciò, evitate di andare a visitare il tech broker, tanto non serve, finché non avete tutti i materiali che vi richiede non serve andare lì, è solo tempo perso. La lista dei materiali la recuperate anche online molto più velocemente, quindi come vedete una bella documentazione online, un piccolo file con i dati di missione con tutti i materiali che servono, come vedete che qui appunto all'interno del video come ho fatto io. Una volta che abbiamo le idee chiare, non c'è altro da fare che prendere la nostra navicella e partire in direzione del primo sito Guardian. Ora, una volta arrivati dopo il nostro lungo solito viaggione di jump, full scoop jump, eccetera eccetera, e una volta arrivati cosa fare? Beh, ovviamente Advanced Discovery Scanner, come se non ci fosse un domani, si scansiona tutto il sistema e si comincia la ricerca dei pianeti con i siti Guardian sulla sua superficie. Una volta quindi arrivati all'interno del sistema, come identificare il pianeta con le Guardian Ruins, Ancient Ruins o quello che sia? Sta un po' al vostro istinto di esploratori in questa fase. Perché? Perché il Navigation Panel non vi dirà niente, l'Advanced Discovery Scanner infatti non vi dirà dove sono le Ancient Ruins e Guardian Ruins, quindi dovete un po' arrangiarvi. Allora, potete scansionare pianeta per pianeta, potete cercare avvicinandovi di far visualizzare sulla Navigation Panel le Guardian Ruins, potete magari sfruttare una cosa che mi è successo un paio di volte, magari tracciando il relativo pianeta e mettendovi un attimo con il puntatore vicino al pianeta, vedrete un attimo nel reticolo di mira l'identificazione del Guardian Ruin e del Guardian Site, quello che sia, insomma. E un modo o nell'altro comunque cercate di trovare il pianeta con quello che sono le basi Guardian che ci servono. A questo punto abbiamo praticamente tutto quello che ci serve per appunto fare e finire la nostra missione. Come procediamo? Allora, i dati li abbiamo, la location ce l'abbiamo, ci dirigiamo e andiamo a prendere e recuperare tutti i materiali e i dati che ci servono. Allora, piano, anche qui bisogna fare un po' di attenzione. Perché? Perché andando ad ottimizzare un attimo, come dicevo in precedenza, facendo un po' di test, ho notato che allora, i pattern obelisk data, meglio di tutto è recuperarli all'interno delle Guardian Ruins, scusate, delle Ancient Ruins. Perché? Perché troverete un sacco di Ancient Obelisk, sarà molto
molto facile fare la scansione, non ci saranno sentinelle mediamente e quindi potete tranquillamente andare lì, fare le scansioni, oppare, quindi uscire, slogare, rilogare e continuare le varie scansioni fino ad ottenere tutti i pattern obelisk data della tipologia che state cercando. Per i pattern alfa beta non ci sono tanti problemi. Quando andiamo su, che magari cominciamo a cercare gli epsilon, delta, gamma, o insomma quelli lì, sarà un po' più ostico perché fanno un po' fatica a essere generati, diciamo, nel drop della scansione, ma io ho notato un piccolo particolare. Se noi notiamo il pulsare di quel glifo, chiamiamolo così, all'interno dell'obelisco, notiamo che ci sono dei triangolini che si accendono e si spengono. Se noi andiamo a fare la scansione un attimo prima che i triangoli inizino a spegnersi, avremo molta più possibilità di trovare gli epsilon, i pattern epsilon, gamma, delta. Quindi se state cercando quelli per ovviamente i moduli che dovete sbloccare, cercate di allineare l'inizio della vostra scansione con un attimo prima dell'inizio dello spegnimento dei triangolini in fianco al glifo, come adesso vi faccio vedere, come avete visto appunto un attimo nel video. Quindi questa cosa fateci molta attenzione perché è importante, vi risparmierà un sacco di tempo. Quindi, dopo aver visto appunto la parte di pattern obelisk data, cosa ci serve? Ovviamente ci serviranno dei micromateriali che saranno tutti quelli power conduit, guardian technology, quello che sia, sentinel wreckage component, sentinel weapon parts, eccetera eccetera, quindi tutta un'altra serie di materiali guardian che dovremo recuperare da un'altra parte, perché le Ancient Ruins non ci forniscono purtroppo questi altri micromateriali e questi dati. Allora, cosa fare? Semplicemente, una volta recuperati tutti gli obelisk data, ce ne andiamo allegramente dalla prima Ancient Ruin che troviamo e finalmente andiamo invece a raggiungere il primo Guardian Site. Nel momento in cui arriviamo nel Guardian Site cominciamo a fare molta attenzione, perché se all'interno di questo Guardian Site non c'è quella, come la chiamo io, la Guardian Machine, quindi quella che sputa fuori lo sferoide che ci darà i dati, e lasciate perdere, abbandonate il Guardian Site e andate a cercarvene un altro. Perché rischiate di perdere tempo nel trovare prima magari determinati materiali e poi di ritrovarveli di nuovo nel sito dove dovete andare a fare i blueprint segment data, che siano moduli o armi. Quindi questo è un attimo il consiglio mio: dirigetevi direttamente dentro un Guardian Site con la Guardian Machine. E arriviamo quindi alla parte un po' più succosa e golosa di tutto il video, e che appunto è relativo alla Guardian Structure, come risolvere il puzzle, come affrontare un attimo tutta l'ultima parte di recupero materiali. E in questo caso, in questa sezione, cosa andiamo a vedere? Allora, in primis andiamo a vedere come affrontare una Guardian Sentinel. E sappiate che queste vengono caricate all'interno del gioco in specifiche location, che sono sempre le stesse, e il loro pattern di movimento, quindi le modalità con cui vi ingaggeranno e vi affronteranno, saranno sempre le stesse. Secondo me la soluzione migliore per abbattere le Guardian è abbatterli le Guardian Sentinel, è abbatterle una alla volta, perché sono un po' fastidiose, diciamo. Ci piazziamo lì con il nostro trabicolo a rotelle, tiriamo il freno a mano, ci piazziamo in torretta e, puntando manualmente la torretta, scarichiamo tutto quello che abbiamo nelle armi della torretta. E non basterà una pipe intera di energia, ne servirà una e mezza circa, quindi fatevi un attimo i conti, arrivate lì, sparate tutto quello che avete e la Guardian Sentinel è down. Una volta che esplode, dropperà determinati materiali che dovremo recuperare, perché ci serviranno appunto per i tech brokers. Capito quindi come affrontare una Guardian Sentinel, cosa ci resta da fare? Ci resta da fare, secondo me, inizialmente un giro esplorativo di tutta l'area, capire dove vengono spawnate le Sentinel, capire dove si innalzano i pinnacoli dei Guardian, quindi tutti i vari pylon e le altre strutture contenenti gli Ancient Relic. A quel punto lì, una volta che abbiamo un attimo chiara la situazione dei giri da fare e della location dei vari nemici, cosa facciamo? Iniziamo fondamentalmente con la risoluzione del famoso Guardian Puzzle.
il primo punto, il primo passo, il primo step da fare, che cos'è? Trovare l'Ancient Relic. Quindi, avendo già appunto fatto il controllo dell'area, a questo punto non ci basta far altro che andare vicino a una delle torri che si sono innalzate dal terreno, sparare finché non cade a terra l'Ancient Relic, recuperarla e cominciare a sbloccare i vari pylon e a sparargli e a caricarli. Allora, piccolo appunto, secondo me alla Frontier devono avere una particolare predilezione per le forme falliche, perché come visto anche nel video relativo ai data point, anche in questo caso pure i Guardian, tutto quello che tutte diciamo le torri con cui dobbiamo interagire hanno appunto sempre questo solito tema fallico di innalzamento dal terreno. L'unica differenza è che le torri Guardian, invece di dover essere scansionate, dovremo sparargli e saranno anche leggermente squadrate. Si vede che la morfologia e la fisiologia dei Guardian li porta ad avere organi riproduttivi un po' più squadrati della civilizzazione umana. Scherzi a parte, comunque procediamo con tutto quello che dobbiamo fare. Allora, abbiamo detto recuperato l'Ancient Relic, a questo punto iniziamo con i pylon. Dovremo affrontarne ben 6 sparsi in giro per tutta la mappa, quindi per quello dicevo prima è importante fare un giro esplorativo per capire dove questi vengono praticamente a innalzarsi dal terreno. E quindi partiamo col primo, distruggiamo il primo. A un certo punto arriveremo al secondo, distruggiamo il secondo. Se incontriamo Sentinel nel frattempo, come avevamo detto prima, freno a mano e torretta li abbattiamo. Andiamo a distruggere il terzo pylon, il quarto pylon, il quinto pylon. Arriviamo al sesto pylon e quindi a questo punto cosa abbiamo fatto? Li abbiamo caricati tutti e 6 e la Guardian Machine è pronta per essere sbloccata. Il timer si bloccherà. Non avremo più da combattere contro il tempo. Una volta che il timer si blocca verranno caricate 4 sentinel all'interno dell'area. Anche qui un po' alla volta, una alla volta le tiriamo giù, le abbattiamo fino ad arrivare a poterci piazzare di fronte alla Guardian Machine. E c'è un piccolo spot di luce, quindi un piccolo punto luce, piazziamo l'SRV lì davanti e lasciamo cadere dal cargo dell'SRV l'Ancient Relic e a questo punto il gioco è fatto, la Guardian Machine è sbloccata, non ci resta da far altro che metterci in torretta, aspettare che quella palla tecnoforme venga sparata fuori dalla macchina, la targettiamo e la scansioniamo. Una volta completata la scansione otterremo finalmente il blueprint segment che stiamo cercando. Anche in questo caso una piccola nota, e sappiate che almeno allo stato attuale, poi non so se cambieranno le carte in tavola, comunque allo stato attuale ci sarà un sito che vi farà ottenere solo ed esclusivamente module blueprint segment e un altro che ve ne farà ottenere solo i weapon blueprint segment. Quindi se cercate i blueprint segment per le armi andate di qua, se cercate quelli per i moduli andate di là. Nella descrizione del video vi lascerò anche 2 dettagli su dove andare per uno o per l'altro. A questo punto abbiamo praticamente quasi tutto tranne i materiali. Allora, come dicevamo in precedenza, siamo già in un Guardian Structure, lì potremo tranquillamente recuperare tutti i materiali di cui abbiamo bisogno fondamentalmente. Come lo facciamo? Distruggiamo i vari panel che si possono distruggere all'interno dell'area, uccidiamo le sentinel, recuperiamo il drop e quindi pian pianino, un po' alla volta, recupereremo anche tutti questi materiali aggiuntivi. Ovviamente possiamo farlo direttamente dove sblocchiamo i puzzle, quindi meglio ben venga, non dovremo fare altri giri per recuperare appunto questi materiali. Quindi, fatto tutto, recuperati tutti i blueprint segment data, recuperati tutti i materiali Guardian, recuperati pattern obelisk data, e che altro fare nelle Guardian Structure, Ancient Ruins o quello che sia. Niente, basta, non ci serve altro. Facciamo estrema attenzione ad aver recuperato tutti i quantitativi richiesti dai tech broker per i moduli che vogliamo sbloccare, e fatto ciò torniamo indietro.
non c'è molto altro da dire in relazione ai Guardian, se non che attenzione ad una piccola cosa, ossia i tech broker richiederanno anche dei materiali, diciamo, umani, quindi richiederanno delle commodities o richiederanno degli altri dati o degli altri micromateriali recuperabili con le solite modalità che abbiamo visto anche nei capitoli precedenti, quindi o planetary mining, o missioni, o scansione o distruzione di navi, quello che sia, e una volta che abbiamo completato la lista, allora solo e a questo punto qui potremo andare dal tech broker. Quindi una volta tornati indietro, prima facciamo i micromateriali, poi andiamo a comprare le commodities. Una volta che abbiamo stipato tutto, a questo punto siamo pronti per raggiungere il nostro ciccio panzo tech broker per sbloccare i moduli. Blocco dei moduli che vedremo nel prossimo capitolo dedicato ai tech broker and guardians, e a questo punto altro da dire non ce n'è se non alcune piccole mie considerazioni personali. Allora, grandissima bacchettata sulle dita ulteriore a Frontier, che dopo averci fatto penare per mesi in attesa dell'espansione Beyond 3.0 con tutte queste cose nuove, cosa ha fatto? Ha deciso di rilasciare i materiali Guardian testandoli relativamente, quindi consentendo inizialmente a molti giocatori, e quindi chiamati early players, di poter ottenere i blueprint segment data direttamente dagli obelisk. Chi è riuscito a fare questa cosa ha avuto un estremo vantaggio su qualsiasi altro giocatore, perché scansionando un normale obelisk ci porta via cosa? Ci porterà via 30 secondi, un minuto, anche oppando e rientrando, e fare tutti i giri invece e risolvere il Guardian Puzzle vi richiederà da 10 a 15 minuti a giro se ottimizzate abbastanza bene, quindi fatevi un attimo i conti su quanto tempo vi richiederà il recupero di questi blueprint segment data. E sinceramente a me è richiesto ore e ore e ore, e le ho dilazionate in queste settimane, e questo anche appunto uno dei fattori che mi ha rallentato nella produzione del video, ma a livello di gioco è una grind fest in tipico stile MMO coreano, e questa cosa non ha nulla di positivo, perché all'interno di un gioco come Elite sinceramente trovarmi a dover grindare come su giochi della tipologia appena detta non lo reputo un fattore, diciamo, attraente. Quindi sì, è vero che bisogna impegnarsi per ottenere le cose super top, però anche da un altro lato l'ho trovato questa modalità di gioco imposta all'interno di Elite, l'ho trovata veramente fastidiosa, frustrante, noiosa e molto poco divertente. I primi 2 o 3 giri delle Guardian Structure possono anche farci sorridere e dire ah ok, bello, c'è qualcosa di nuovo da fare, ma quando dovete fare 20 volte il giro della stessa struttura, facendo ripetutamente le stesse cose, confrontandovi con dei nemici che hanno una stupidità disarmante, il divertimento va a cessare, e a quel punto lì bisogna proprio armarsi di una pazienza infinita per poter riuscire ad affrontare questa parte. Quindi se avete intenzione di recuperare i materiali Guardian, tenete molto bene a mente questa cosa qui, e quando sarete al recupero dei blueprint segment, tanta pazienza, tanta pazienza. Detto questo, molto altro da dire non ce n'è, anche perché non è un video di analisi né di lamentello di altre cose, è semplicemente una cosa che io ho trovato appunto così un po' frustrante e noiosa. Ovviamente il risultato speriamo sia buono, ma lo vedremo nel prossimo capitolo. Detto questo, saluto tutti, grazie a tutti per aver seguito questo video e video precedenti, grazie a tutti per anche i commenti che mi avete lasciato estremamente positivi, e mi state dando veramente un grande supporto per poter proseguire anche la registrazione di video su Elite. E Virus101 con i ringraziamenti e con la voce che ormai comincia a cedere, vi saluta tutti e alla prossima. Quindi Virus01 Transmission out.